Caro Ivo Gallo, Caro Lele Marcassa, sei pronto? prontissimo! Inizia una nostra nuova avventura Un nuovo viaggio! tra paesaggi straordinari. Natura, alberi, lavoro! Protagonisti dei nostri viaggi sono i luoghi che la storia e l'ambiente ci regalano. State con noi! Inizia la Racola. Piano alla gara. Piano. Ivo Gallo, Dimmi, Lele Marcassa! sei contento? Contentissimo! Dove mi hai portato quest'oggi? Siamo a Negrar, nel cuore della Valpolicella. Bella, colline, vino! Però quest'oggi andremo alla scoperta di questa valle straordinaria trovando alcune piccole curiosità. Delle chicche! Infatti, sei pronto? Prontissimo! Andiamo! Piano la gamba, piano. Sono contento di trovarmi nel cuore di Negrar, il capoluogo della Valpolicella. Una città viva, una città ricca, una città davvero bella. Dovete pensare che la prima comunità stabile si attesta qui già nel Paleolitico medio. Il primo nucleo abitativo si trova in quella che oggi è la località di Colombare. Poi arrivano i Romani, siamo nel secondo secolo a.C., ma c'era già stabile una comunità di Arsunati, che era una popolazione di origine etrusca, a cui i Romani concedono grande autonomia e indipendenza. Quindi gli Arsonauti arrivano qua comunque nel V secolo a.C. e questo luogo era chiamato Pagus Arsonatium. Poi durante il Medioevo si assiste al controllo degli Scaligeri, i signori di Verona, che nel 1387 chiudono questa esperienza perché finisce la dinastia, arrivano i Visconti, ma rimangono poco, sino al 1405, quando tutta questa terra diventa possedimento dello Stato da terra della Serenissima Repubblica di Venezia. Durante l'XI secolo Negrar era chiamata Valle Veriacus. Si racconta di un fortilizio dell'XI secolo appunto che si trovava in località San Vito. Poi un altro castello del 1083 attestato nella zona di Fane. Il primo documento che ci parla del comune di Negrar è del 1166. È una realtà che si è sviluppata moltissimo attraverso l'agricoltura, infatti per secoli c'era una vasta coltivazione di cereali, poi ci furono i frutteti, soprattutto i ciliegi, e ovviamente la pianta regina dell'economia di questi luoghi che è il vitigno. Per secoli gli appezzamenti agricoli di quest'area erano chiamati curtis, appezzamenti molto grandi, direi dei latifondi. Nel 1530 Negrar contava quasi 2000 abitanti. Lo sviluppo vero e proprio arriva dall'Ottocento, infatti il Duomo è di epoca napoleonica, 1806, e vi lascio con questa piccola curiosità. Ci sono due rappresentazioni sui due timpani. Quello più basso ci mostra un Dio, un Cristo sapiente tra i dottori della Chiesa, mentre
A livello superiore c'è questo simbolo che è un triangolo con l'occhio che richiama evidentemente la massoneria, tanto quanto i fregi che raffigurano i serpenti. Quindi c'è questo legame tra Chiesa e Sapienza che è riconducibile appunto a qualcosa di misterioso, forse appunto di massonico. Chiudo raccontandovi che gli scavi della grande Domus Romana in località Valle qui a Negrar stanno continuando. Infatti le campagne di scavo ci hanno regalato una pavimentazione a mosaico romana davvero straordinaria. Che roba? Ma cos'è questa stupenda corte agricola? Corte agricola è detto giusto, prima ancora un convento ed è quindi un'architettura pre-rinascimentale. Ma perché mi hai portato qui? Perché nel cuore della Valpolicella, dove un tempo si conservava il vino, quella cantina antica ora è una sala cinematografica. Ah, pane per i tuoi denti, perché ricordiamo a casa che Lele ha studiato discipline dell'audiovisivo, dei media e dello spettacolo. A miei tempi, quando c'era il reggente Umberto Eco, si chiamava Arte, Musica, Spettacolo, per la precisione. Detto, l'acronimo è DAMS. Il DAMS. Quindi sono contento di essere qua in un posto meraviglioso dove è conservato un museo dedicato al cinema e alla cinematografia. Andiamo. Incredibile, nella Valpolicella, È fantastico. interessantissimo. Quindi questa è una collezione preziosissima voluta da Gianmaria Buffati. E ora incontriamo suo figlio che mantiene viva questa, come dire, scatola magica che dentro conserva il cinema. Andiamo? Ciao, si gira. Si gira. Sono davvero contento di aver guadagnato questo luogo importante anche per la mia formazione e ho trovato Michael, il quale conserva in questo antico casolare la memoria storica dell'immagine in movimento. Cioè, questo è un museo dedicato al cinema e al precinema. Io ti ringrazio per l'ospitalità. Cosa contiene questo luogo? È un museo che mio papà ha creato attorno all'inizio del 2000 e raccoglie un po' tutta la sua storia e la sua passione per il cinema, che nasce inizialmente con la voler fare cinema lui, poi è passato alla collezione di pellicole e per ultimo ha deciso di raccogliere vecchie macchine, vecchi strumenti che raccontino come si è arrivati al cinematografo. Quindi all'interno di questi spazi c'è tutto il percorso. Esatto. Si parte dalle C'è antiche... c'è il processo che partiamo dalle ombre cinesi, anticiperei anche al teatro greco, dove l'uomo va alla ricerca di se stesso rappresentando storie. La storia ci permette di dare significato alla nostra esistenza. Mi immaginavo, mentre ci raccontavi un po' questo viaggio immaginifico all'interno dell'immagine, la reazione che può avere per esempio un bambino quando entra qua dentro e scopre
come tutto è iniziato in qualche modo, quindi mette da parte questo dispositivo elettronico che è il cellulare, si riappropria della storia, della creatività dell'essere umano, della socialità che ha creato questo mondo. E quindi ci sono dei pezzi molto preziosi, non solo le stampe magnifiche delle locandine del cinema, ma davvero ogni singolo oggetto ha un racconto alle sue spalle. Quindi si arriva poi ad Edison, ai fratelli Lumière, e ufficialmente a fine 800 parte questo grande spettacolo che diventa il mondo del cinema. Cos'è che ti emoziona quando ancora spesso racconti queste storie ai bambini ma anche agli adulti? Perché ti piace stare qua? Beh, mi piace perché piace anche a me raccontare. Mio papà, quando ha dato il nome a questo spazio, l'ha chiamata magia dell'immagine. La parola magia rimanda a qualcosa di arcano, qualcosa di misterioso. Effettivamente l'immagine che si muove crea sempre fascino e mistero. E questo mistero oggi lo stiamo un po' sdoganando, un po' tenendolo come una cosa naturale, ma naturale non è, perché ormai siamo imbevuti di immagini. Ma voi provate a immaginare cosa poteva essere all'inizio del Novecento vedere un'immagine che si proiettata su uno schermo che dava movimento. Ha creato addirittura quella paura, così si narra, degli spettatori a vedersi arrivare l'arrivo del treno addosso. Quindi diciamo che la cosa che affascina i bambini, i ragazzi e anche gli adulti quando vengono qua è finalmente mettere in tasca il cellulare e scoprire che quell'oggetto che noi disponiamo, cioè il cellulare, ha una storia, e questa storia è qui raccontata, una storia fatta di meccanica, di oggetti che si muovono, ecco. Ingegno anche. E anche tantissimo ingegno. E poi davvero qua dentro, soprattutto il piano inferiore, i bambini fanno ancora quindi questo è molto, esatto, molto emozionante. Io te la faccio questa domanda, puoi anche non rispondere. Se mi devi dire un film che hai nel cuore, qual è? Allora la domanda è sempre imbarazzante, perché è come chiedere alla mamma qual è il figlio preferito. Per cui io qua, che sono in un ambiente che non ho costruito io, l'ha fatto mio papà, direi quali sono stati i film che hanno contribuito alla sua crescita, amato. E allora c'è Fellini, c'è Charlie Chaplin, c'è Tempi moderni, c'è La febbre dell'oro, c'è Amarcord, c'è Ford, Ombre rosse. Ecco, diciamo, c'è tutta una serie di film che hanno raccontato un po' la nostra storia e anche la storia di mio papà. Grazie. Prego. Sto camminando sotto questo bellissimo antico portico all'esterno della pieve di San Floriano. Ci troviamo nel comune di San Pietro in Cariano ed è uno dei simboli della Valpolicella, soprattutto quando la si guarda nella sua parte esterna, questo manufatto davvero importante per la comunità. Tutto inizia nel 905. In realtà la chiesa che vediamo oggi è del XII secolo. Questo perché nel 1117 ci fu un terribile incendio che devastò la chiesa, che oggi è parrocchiale. Poi è interessante, e lo si vede con attenzione se guardiamo le pietre esterne che la compongono, perché è stata costruita
dove precedentemente c'era una necropoli, quindi un cimitero pagano. E come si usava un tempo, tutte le pietre del cimitero sono state riutilizzate per la costruzione della chiesa stessa. Infatti si nota ad esempio come nella facciata tripartita i pilastri principali si basano su quelli che erano dei sepolcri, quindi delle urne con le scritte in romano. Particolare da notare il fatto che una delle incisioni è al contrario, quindi non ci si è curati durante la costruzione di posizionarli in maniera corretta e rimane quindi una piccola curiosità. Poi si notano in molti altri punti della chiesa l'utilizzo di queste pietre sepolcrali, quindi appunto sono fondamento della portanza di questa chiesa. E poi da notare quei delicati fregi che troviamo sul tetto a capanna all'esterno, mentre il bellissimo rosone è stato aperto nel 1460. È lo stesso periodo in cui sono stati realizzati altri particolari dell'interno della chiesa, le cui decorazioni sono assolutamente settecentesche, ma a ben guardare c'è un ordine di pilastri corinzi e le coperture a volta delle navate sono appunto del XV secolo. Da notare anche la bella crocifissione che si trova proprio sotto questo portico, che è quasi un invito a quello che accadrà 100 anni dopo, cioè l'avvio del periodo d'oro di tutta la penisola italiana, che è il Rinascimento. Da qua, insieme a Divogallo, raggiungeremo, in realtà non sappiamo bene dove sia ubicato, ma comunque un ponte tibetano che si trova nel cuore della Val Sorda, che è la zona di confine tra la Val Policella e i Monti Lessini. Quindi siamo curiosi di percorrere questo tratto immersi nel bosco, nella natura, sempre alla scoperta di questa terra incantevole che si chiama Val Policella. Questa cosa qua, nel senso che poi cioè, dai Lele, non lamentarti, ho la gamba, e quindi hai la gamba. Adesso io non vengo fin giù là, perché questa qua è la Val Sorda. È la Val Sorda! Cosa? La Val Sorda! Sì. Però dico, adesso il ponte tibetano te lo vai a suonare tu, perché Va bene, io andrò a suonarmi il ponte tibetano. C'è scritto che manca ancora 1,5 chilometri e io non lo finisco il percorso. Sì, ricorda che con 1,5 chilometri con 300 metri di dislivello, insomma, con tutti questi pesi, forse è meglio, sì, esatto. Questi impedimenti. Quanti impedimenti!
Cari amici, è realmente un'emozione fortissima poter cantare una canzone sospeso sull'aria. Non sarà un'avventura, questo amore fatto solo di poesia. Tu sei mia, tu sei mia, fino a quando gli occhi miei avranno luce per guardare gli occhi tuoi. Innamorato sempre di più, in fondo all'anima sei sempre tu, perché non è una promessa, ma è quel che sarà. Domani è sempre, sempre vivrà, sempre vivrà, sempre vivrà, sempre vivrà. No, non sarà un'avventura, un'avventura. E adesso, sospesi sull'aria, ci prendiamo una piccola pausa. Di essere con Davide Manara, un giovane appassionato, molto preparato, tu sei anche enologo, laureato in enologia, e siamo nel cuore della Valpolicella, il comune è quello di San Pietro in Cariano, siamo molto vicini alla stupenda Pieve di San Floriano e qua si produce il mitico Amarone. Non solo l'Amarone, però il nostro vino importante, più importante, identificativo è l'Amarone. Qui siamo all'interno di una bottaia, in realtà è un'antica cantina perché tutto è cominciato con tuo bisnonno, se non sbaglio. Sì, è iniziato dal bisnonno negli anni 50, infatti qui siamo nella cantina storica, la nostra azienda, cantina che è ancora anni 800, Sì. Quindi poi dagli anni 50, dal 1950 è partita quello che tuttora è la nostra azienda. Queste botti grandi qua, Rovere di Slavonia, le destiniamo alla produzione di uno dei due Amarone, in Corte Manara per noi, che è uno stile più tradizionale. Invece il Postera, l'altro Amarone che produciamo, l'affinamento viene fatto in tonneau Rovere francese, quindi botte un po' più piccola, sempre Rovere ma legni, provenienze diverse. L'Amarone ha una storia un po' particolare, è un vino che parte credo dagli anni 50, proprio dal periodo in cui tuo nonno ha avviato questa attività. La leggenda racconta che è frutto di un errore, in realtà insomma c'è stata una fermentazione più lunga di un altro vino storico della zona, vero? Sì, il vino in realtà è il vino più storico della nostra denominazione, è il Recioto, che è un vino rosso dolce. Praticamente il Recioto, come l'Amarone, c'è sempre una selezione delle uve in vendemmia, un appassimento, poi la fermentazione per il Recioto viene bloccata all'incirca a metà, quando abbiamo il residuo zuccherino che ci serve, il grado alcolico che ci serve viene bloccata. Invece per produrre l'Amarone questa fermentazione va fino in fondo, fino a compimento, quindi tutti gli zuccheri vengono trasformati in alcol. E la cosa interessante è poi che comunque l'Amarone è frutto di un, io dico mix di uvaggi, no? Dico forse una cosa sbagliata, però raccontaci meglio. Allora, i vini della Valpolicella in realtà sono un blend di uve autoctone che crescono qua in Valpolicella. Noi, i nostri vini DOC di OCG
Scegliamo un blend composto da una percentuale di corvina e corvinone con 70%, rondinella un 20%, un 10% poi di altri vitigni autoctoni, sempre presenti qua da noi in Valpolicella. Cambia poi la lavorazione delle uve, quindi il processo di lavorazione delle uve cambia a seconda del vino che vogliamo andare a produrre. Quindi Valpolicella classico, superiore, ripasso, amarone e recioto. E tu qui hai 2 bottiglie, hai appena spiegato che sono 2 amaroni diversi l'uno dall'altro. Sì. Io direi di provare ad assaggiarli per capire qual è questa differenza sostanzialmente. Bisogna assaggiarli. Quindi partiamo Dal Corte Manara, questa è un'annata 2019, quindi una bella vendemmia, una bella annata è stata, un po' più fresca rispetto alla 2017 che è dell'altro amarone. Quindi noi oggi beviamo l'amarone vendemmiato quanto tempo fa? L'uva vendemmiata quanto tempo fa? 5 anni fa, Ok, quindi 2024-2019 sono 5 anni. bisogna avere pazienza. Bisogna avere pazienza per produrre vini importanti, come in questo caso l'amarone. Proviamo? Sì, Tanto buono, bisogna... non sta a chiedermi troppe cose, ma sento solo che è molto buono. Che vino è questo quindi? Questo qui è un amarone come stilistica più tradizionale per quanto riguarda noi, considerando anche l'annata che è nel 2019, un'annata fresca rispetto all'altro amarone 2017, in quanto è stata un'annata un po' più piovosa, però in tutto sommato è stata ben equilibrata e quindi ha dato comunque quella freschezza poi che ritroviamo nel vino. Sì. Poi anche l'affinamento in botte grande comunque aiuta ad accentuare questa freschezza. Proviamo questo allora. Invece il Postera, La differenza. che è l'altro amarone che produciamo, Sì. che è un 2017. Un po' più importante questo vino, no? Sì, qui troviamo un po' più di complessità, intensità, facendo anche affinamento in botte piccola, quindi tonno in questo caso, si sentono anche quelle note di vaniglia, tabacco, cioccolata, oltre comunque a un frutto più maturo, in questo caso più complesso, sempre frutti rossi. Posso dire una cosa? È ancora più buono questo. Per me. È È soggettivo. diverso. È diverso. Il vino è soggettivo. No, bravi ragazzi qua. Questo è l'oro della Valpolicella, ragazzi. Qui siamo innanzi a un vino straordinario che Davide insieme ai suoi collaboratori produce e vende in tutto il mondo. Sì, vendiamo un po' in tutto il mondo, però il nostro mercato più importante è l'Italia. Certo. Perché per un 90% noi siamo in Italia, quindi ci crediamo molto. Io ti ringrazio della tua ospitalità, di avermi permesso di capire perché questo vino è così importante in Italia e nel mondo. E quindi con quale dei due brindiamo? Cosa preferisci? Facciamo col Postera. Ok, allora a Davide Manara, a tutta la sua famiglia e alla straordinaria qualità che in questi spazi è conservata per noi, ma anche per voi. E dico, Sì. Le colline veronesi che si affacciano appunto alla città di Verona non sono votate soltanto alla viticoltura, ma anche alla cultura degli ulivi, quindi alla raccolta, poi all'olio, eccetera, eccetera, eccetera. A questa attività 4 anni fa, quindi un neofita, si è avvicinato Andrea con tanta passione. Con tanta passione ma anche tanta fatica, perché chiaramente il lavoro della produzione dell'olio comporta tutta una serie di sacrifici che cominciano, diciamo, in fuori stagione, a febbraio-marzo, quando la temperatura comincia ad essere un po' più mite e quindi comincia la pulitura degli olivi, perché devono essere preparati, diciamo, per poi la successiva raccolta che avverrà verso fine ottobre, metà ottobre e per tutto novembre. Sostanzialmente in cosa consiste? Consiste nell'estirpazione dei polloni dalla base degli alberi, nella potatura quando gli olivi cominciano a essere troppo alti, perché poi diventa anche difficile chiaramente la raccolta se l'olivo chiaramente ha dei rami che sono in posizione troppo elevata. E quindi c'è tutto questo lavoro che, non nascondo, è veramente abbastanza impegnativo. Questo in realtà
il momento della raccolta è sicuramente forse quello più bello, perché è il momento in cui uno raccoglie, Tocca con mano il frutto del proprio lavoro. E quindi, a proposito di questo, posso assaggiarne una? No, non è il caso, perché l'oliva dell'albero è amarissima. Ecco. Se tu vuoi mangiare un'oliva buona, c'è tutto un processo chiaramente che devi seguire, e tendenzialmente devi mettere le olive a bagno, soprattutto quelle più grosse, che magari sono quelle anche più buone, per almeno una settimana, cambiare l'acqua 2 volte al giorno. Dopo una settimana, quindi quando cominci a sentire che l'oliva ha perso il suo amaro, a quel punto cosa fai? Li metti sempre in acqua, ma con del sale, in salamoia, la cosiddetta salamoia, per un paio di giorni, e solo a quel punto li puoi mettere nel classico vasetto sottovuoto, con olio, peperoncino. Poi qua chiaramente è una questione di gusti, ci puoi aggiungere dei semi di finocchio, ci puoi aggiungere un pochino d'aglio, tolta l'anima, così non c'è neanche il... E quindi questo per poi mangiare il frutto, ma è famosissimo l'olio di queste zone, perché è uno degli oli migliori che abbiamo in Italia. Assolutamente, perché c'è un microclima chiaramente molto, molto, molto valido, che fa sì che sia uno degli oli più belli. Siamo vicini al lago, anche alle colline moreniche del lago di Garda, e tutta questa zona della Valpolicella congiunta al lago chiaramente produce uno degli oli migliori. E non tutti sanno che, come nel vino, l'olio è una mescolanza di vari tipi di succo d'oliva, giusto? Ma allora ci sono varie tipologie, sì, di olive. Per dire, nella nostra zona i più comuni sono il Grignano, il Leccino, il Pendolino, ed effettivamente la composizione poi di questi olivi dà il cosiddetto olio DOP, che è quello denominazione d'origine protetta, e quindi il mix di queste olive dà la possibilità di avere effettivamente un olio di altissimo livello. Quindi un mondo veramente affascinante, particolare, dove devi mettere molta passione e anche molta fatica. Quindi, a proposito di fatica, dai, posso provare un po' di fatica, possiamo fare qualcosa? Andiamo a vedere adesso. Dai, ti seguo. Andiamo a vedere un po'. Andiamo. Dai. Allora, Pier sarà molto invidioso. sì, quella davanti a noi è una mitica Alfa Romeo Duetto. A guardarla, perché un po' me ne intendo di macchine d'epoca, beh, vedi. A guardarla è un 73, mentre questa è la mitica... Quindi è la mia età quella macchina. Sì, questa è la mitica GT, potrebbe essere un 71, 72. Cos'è? Questa è la mia preferita Freccia. delle due. Ah, macchina straordinaria. Aspetta che sto... Ok, mi ha indicato la foto. Scusa, sono concentrato perché insomma, anche questa è più vecchia di me questa macchina, quindi a parte concentrato sono molto emozionato perché insomma guidare una macchina d'epoca che ha il suo valore Altro che se ha valore questo. è veramente divertente. Ma dove siamo qua? Qua siamo proprio dove inizia la Valpolicella, perché poco più in là ci sono invece le colline che dominano la città di Verona, le Torricelle. Ok. Questa invece è proprio l'inizio della Valpolicella che stiamo scoprendo. Come vedi, qua c'è la vite, ma ovviamente tanti ulivi, che è un altro dei prodotti d'eccellenza di queste terre, che noi stiamo affrontando un po' come due italiani a inizio anni 70.
quando le macchine erano delle macchine veramente importanti dal punto di vista motoristico, ma soprattutto dal punto di vista estetico. Sono dei capolavori. Senti che suono, senti che suono! È proprio un ruggito del motore questo, eh? La mitica GT, bella macchina ragazzi. Bella 73. Ma questo deve essere il 71 o 72. Quella è più del 73 quella. Ah. A sud c'è la città di Verona e guarda che bella qua, insomma. Sì, grazie Lele, ma sai che devo guardare la strada perché devo certo. pensare alla tua incolumità. Sì, anche la tua però. Non è che... in questo momento, non tanto perché ero a bordo Esatto. di una macchina con un motore Vibrante. che ruggiva, ma perché abbiamo guadagnato un luogo che mi è molto caro. Intanto siamo a Negrar e questa è una villa molto importante per tutte le comunità della Valpolicella. È importante perché racconta una storia familiare che ha tracciato dei percorsi virtuosi in questi luoghi, perché all'interno di questo luogo ha soggiornato un artista eccezionale che ha vissuto la Valpolicella probabilmente sposando la sua visione culturale e artistica a questo luogo che, come tutti i luoghi immersi in questi paesaggi, è assolutamente donativo. E devo dire che è bello mettere insieme queste macchine degli anni 70, delle macchine sportive importanti, che raccontano la storia della progettazione del design italiano. Quindi ci sono due mondi che si incrociano, quindi il motore, la potenza, la sportività di questi mezzi così belli, ma soprattutto la storia e il paesaggio, per cui Salgari immaginava dei viaggi eccezionali senza partire mai da qua. Quindi possiamo dire che questo luogo rappresenti come una sorta di ombelico della bellezza storica, culturale, ma anche, perché no, sportiva di tutta Italia. Che bravo. Sono davvero contento, Agostino, dell'opportunità che mi stai regalando in questo momento, perché sto passeggiando in uno dei viali più belli che troviamo in Veneto, immersi in questa cornice storico-artistica davvero eccezionale. Dietro alle nostre spalle la villa ottocentesca, Villa Rezzardi, ma tutto questo luogo, questa architettura verde, ha, come dire, costruito una storia importante che tu poi hai vissuto attraverso anche ricordi dei tuoi anni. Grazie intanto per avermi dato l'opportunità di passeggiare in questo giardino prima di tutto e poi anche di raccontare un po' di storia, perché questo è un pezzo di storia del Veneto e oggi sono molto orgoglioso insieme alla mia famiglia di potermene occupare di questo pezzo di Veneto. È un pezzettino piccolo di Veneto, siamo in Valpolicella, nel cuore della Valpolicella, dove i miei antenati circa 400 anni fa sono venuti qua e hanno deciso di stabilirsi comprando dei terreni e
si sono occupati di agricoltura per tanti anni, concentrandosi poi piano piano da agricoltura di vario tipo al vino, e ci troviamo nel cuore di questi vigneti dove c'è questa villa e giardino. Nasce come vigneto, nascono come campi e poi vengono trasformati dai miei antenati prima in giardino e poi successivamente la villa viene edificata sulle rovine della villa precedente. Quindi tutto questo ha permesso di preservare una parte di questo piccolo Veneto che tu ci raccontavi prima. Eh sì, e questa la mia parte di orgoglio è proprio questa, perché ovviamente ad oggi ci troviamo in una situazione economica anche diversa dai secoli scorsi, in cui probabilmente per necessità varie, di varia natura, si è costruito molto, però oggi in qualche misura il Veneto con i suoi prodotti agricoli ha ritrovato un nuovo spazio all'interno dell'economia regionale, nazionale e internazionale. Un elemento importante di questo giardino è che è fruibile dal grande pubblico. È fruibile dal grande pubblico da aprile a fine ottobre. Adesso che siamo a novembre, infatti vediamo un pochino così un ambiente autunnale e così, e col suo fascino anche, siamo chiusi, però non siamo chiusi totalmente perché siamo in grande fermento per questi lavori, perché abbiamo vinto un bando PNRR, quindi fondi statali, di un importo abbastanza grande che ci ha permesso di riportare il giardino agli antichi splendori, perché l'economia di un giardino comunque diciamo così pesa molto dal lato dei costi più che da quello dei ricavi, quindi lo Stato ha pensato bene di lucidare i gioielli che aveva purché siano fruibili dal grande pubblico. Chiaro. Oggi perché siamo fortunati? Perché vediamo il giardino nella sua tridimensionalità, no? Quindi vediamo forme, colori e architettura secondo me nel massimo del loro splendore. Un'ultima cosa, se sei d'accordo, un piccolo pensiero su Berocal, che qui ha vissuto e qui ha prodotto la sua arte. È una villa che ha avuto varie vicissitudini. La penultima, diciamo, è quella di Miguel Berocal, scultore spagnolo, ingegnere e architetto. È venuto qua nel 1967, diciamo, anno più anno meno, e lui venne con la sua bellissima fuoriserie che avesse Abbiamo fatto un po' noi oggi. Esatto, quindi probabilmente anche lui è arrivato così, e si dice che fosse arrivato con una pantera col collare, no, diamantato come nei migliori film. E all'epoca era fidanzato con la figlia di Picasso, con Paloma Picasso, quindi quando lui è arrivato qua bisogna immaginarsi una situazione da film, così, degna del migliore regista, no? Così. È venuto qua perché nei rustici vicino alla villa faceva tutte quelle operazioni propedeutiche a creare le sue sculture. Fonderia praticamente. Una specie di fonderia, sì, quindi tanti strumenti, tante attrezzature, tanti modelli. Io ricordo da piccolo quando venivo qua che giocavo, perché ho l'età dei suoi figli, di Carlos e Beltrana appunto, e si giocava insieme in mezzo a tutti questi strumenti e anche in queste opere d'arte. Poi per me che ero piccolo ovviamente distinguere uno dall'altro era piuttosto difficile. Peraltro nel suo studio lui aveva quadri, oggetti e opere d'arte in scambio con gli artisti contemporanei, quindi quadri di Dalì, Picasso e che più ne ha più ne mette. Poi io non sono un esperto d'arte, ma mi ricordo che ero impressionato veramente. Tutti i nomi che poi ho visto andando nei musei in giro per il mondo, e quindi a maggior ragione hai capito qual era il valore la di tutto portata questo, certo. di Miguel Berocal a Negrar di Valpolicella. Ecco, quindi questa, diciamo, per me è stata un'emozione enorme. Ecco. Un ricordo che porterei sempre con te. Un ricordo che porto con me e basta. Quindi ti ringrazio molto per avermi dato l'opportunità di raccontare questo meraviglioso giardino che appunto è aperto al pubblico, si entra, si gira e all'uscita si può assaggiare un bel bicchiere di vino per, come dire, per vivere le emozioni che si sono appena vissute, per vivere doppiamente le emozioni di questo giardino. Questa terra straordinaria. Di questa terra straordinaria. Giardino, bellissimo. Grazie Agostino, grazie di cuore. Grazie mille. Ecco, sono all'interno del giardino di Poiega, Villa Rizzardi, Negrar. Guardate quanto spettacolo, forse spettacolo è il termine più giusto, perché sto scendendo dalla cavea di questo teatro in stile classico, come vedete, però dove l'architettura di pietra si sposa perfettamente con l'architettura verde.
Quindi il verde inserito in questo contesto rende vitale questo teatro, il teatro di Verzura. Dovete immaginare che tutto questo è stato pensato nel 1783 da Luigi Trezza, che era questo architetto giovane ma visionario, e pensò, in quel periodo in cui si stava arrivando al romanticismo, di progettare un teatro all'italiana. Quindi, oltre a questo, ci sono dei luoghi poi sistemati nell'Ottocento, quindi c'è uno sposalizio tra neoclassicismo, romanticismo e anche pensiero illuminista. Non abbiamo il tempo di raccontare tutto, ma ogni singolo punto di questo giardino, ogni singola statua ci può raccontare qualcosa. Visto che abbiamo parlato di arte vitale, mi piacerebbe uscire da questo luogo pensando ad Emilio Salgari, che nasce a Verona nel 1862 e vive proprio in Valpolicella. E fu colui che ci ha permesso di scoprire la narrativa di viaggio, e lui diceva: scrivere è viaggiare senza la seccatura dei bagagli. Poi penso alla fine tragica di quest'uomo che ha lasciato pagine memorabili, Le Tigre di Montplaisir, il personaggio di Sandokan, l'avventura, che è quasi un'invenzione letteraria di Salgari. E lui purtroppo nel 1909 compie quell'atto estremo, si suicida in quanto la moglie era stata internata in un manicomio, ebbe molti conflitti con l'editore che evidentemente cacciava pochi denari e quindi decise la via purtroppo più tragica, uccidendosi con un rasoio. Ma di Salgari rimane la grande letteratura italiana ottocentesca, rimane l'amore per il viaggio, e a tutti noi questo regala un'emozione sincera che in questo contesto dove l'architettura è vitale, ci riempie davvero il cuore di magia. Dei cipressi e dentro le urne confortate di pianto è forse il sonno della morte men duro. Così Ugo Foscolo nei suoi sepolcri parlava dei cipressi, del cipresso, questo sempreverde, sin dall'antichità legato al culto della morte ma anche dell'eternità. Un albero che da sempre viene usato per abbellire e circoscrivere i cimiteri. Cupressus, che cresce simmetricamente, che cresce regolarmente. Quindi per questa sua caratteristica facile da potare e quindi facile mantenere questa forma a fiamma, quasi a ricordare l'inferno, oppure per i più ottimisti una freccia che punta verso il cielo, verso il paradiso. A me piace ricordare questa simmetria come una simmetria aerea e sotterranea. Sì, proprio perché una delle caratteristiche del cipresso è la crescita a fuso delle sue radici. Per questo motivo le radici non vanno ad intaccare l'architettura sotterranea dei cimiteri, quindi non vanno a disturbare il sonno eterno. Cipresso ricorda anche il mito di Ciparisso, che uccise per errore il suo cervo domestico dalle corna d'oro e per questo chiese ad Apollo di trasformarlo in un albero per testimoniare l'eterno dolore. Il cipresso ha un legno incorruttibile, resistente all'umidità, alle intemperie. Per questo veniva usato per costruire le croci assieme al cedro, la palma e l'ulivo, quindi anche la croce di Gesù Cristo. Un albero che grazie alla sua morfologia può ospitare piccoli animali all'interno della sua chioma. Quindi un albero robusto, simbolico, che però è dalla parte dei più deboli. Per questo motivo ora lo abbraccerò, perché abbracciare un albero porta fortuna, ma soprattutto ti allunga la vita.
Siamo ad Arcè, un borgo molto vicino a Pescantina, in cui troviamo questo luogo davvero carico di energie, non solo di storia. Questa è la chiesa dedicata a San Michele Arcangelo. Io volevo ringraziare Gian Antonio e soprattutto anche Ennio, che mantengono viva questa memoria sacra e storica che ci ricollega a un periodo molto lontano. Perché mi colpisce questo luogo? Perché nei nostri viaggi spesso ci è accaduto di trovare delle chiese piccole, meno conosciute o anche di campagna, in cui all'interno è raccolta come una sorta di spiritualità secolare che ci lascia pensare alla vita di un tempo e alla devozione delle persone, all'importanza del luogo sacro e l'importanza anche del mantenere viva questa struttura come tante altre. Notate le pareti di questo piccolo edificio, una chiesa in stile assolutamente romanico veronese. Le pietre sono i sassi dell'Adige, quindi questo ci riconduce a come tutto potesse servire in qualche modo a costruire non solo un luogo di preghiera, ma a condurre un'esistenza che era unitamente sposa del fiume, della collina, dell'agricoltura, e quindi la vitalità di queste persone ha permesso di regalarci quasi un lascito, quindi io credo che questo luogo sia molto donativo. Poi colpisce per altri aspetti, intanto perché il documento, diciamo, ufficiale che ci racconta la presenza di questo manufatto è del 1154, attraverso una bolla pontificia. Poi dopo pochi anni comunque la chiesa, evidentemente costruita dagli abitanti di quest'area, forse dai contadini stessi, venne abbandonata e ci fu l'esigenza di ripristinarne l'uso, ma anche di tenerla in ordine, grazie all'invito che fece il vescovo di Verona, portando qui la confraternita dei disciplinati. L'interno è ovviamente molto semplice in quello stile, però ci sono due cose che mi colpiscono. Intanto ciò che resta di un affresco importante che raffigura San Michele. Evidentemente la grafia e lo stile e la cifra di questo affresco ci riconduce al 1300. Si vede proprio l'atto di San Michele di pungolare i dannati, cacciarli all'inferno mentre pesa l'anima. Sapete che San Michele era colui che pesava le anime. Pensate al valore di questo atto, del fatto che ci fosse un santo, comunque un pastore di Dio che pesava il valore dell'anima delle persone e decideva se quest'anima dovesse salire al paradiso o ad essere ricacciata all'inferno. Poi ci sono delle scritte interne che evidentemente sono riconducibili ai committenti del restauro della chiesa, perché ci fu un crollo del campanile e questo blaso mise i denari sufficienti evidentemente alla ricostruzione della torre campanaria. E poi all'esterno c'è la cosa che su tutte colpisce l'attenzione di ogni visitatore. Questa scritta si dice su questo arco a tutto sesto, una piccola porta laterale, forse in lingua franca, ma ci sono molti dubbi. La storia di queste chiese è difficile da ricostruire perfettamente. Poi appunto come Ennio, che indaga, cerca di scoprire attraverso i documenti che ritrova, si dà una determinazione di molte cose. C'è scritto Sator Arepo Tenet Opera Rota, significa che c'è un coltivatore, un abitante di quest'area che mantiene vive le ruote di un mulino, le conserva, le fa funzionare, le fa girare, e questo ci ricollega alla storia rurale di questi luoghi. Però se noi compiamo un gesto, ricostruiamo attraverso questa scritta palindroma forse un anagramma che ci riporta al Padre Nostro. Possiamo interpretare questa scritta e tutti i segni che queste chiese ci donano un po' anche secondo la nostra interpretazione. Rimane il fatto che questo è uno scrigno che ci regala la vera storia di questa parte del Veneto, che è una storia sinceramente eccezionale.
piacere essere qui con due giovanotti molto bravi. Ciao Andrea. Ciao. E ciao Giacomo. Ciao. Siamo in un luogo molto bello dal punto di vista paesaggistico. Questi ragazzi qua hanno una bella esperienza nonostante la giovane età, perché Andrea, tu hai fatto un bel percorso, vero? Certo. Hai lavorato con Sì, ho lavorato con grandi chef. E poi hai deciso di portare quello che hai imparato qua dentro. Assolutamente. La stessa cosa per Giacomo, un po' di percorsi in giro per il mondo. Dopo in sostanza ci siamo stufati e abbiamo detto apriamoci qualcosa di nostro per Come dire, per vivere il vostro per vivere lavoro il nostro sogno e nella vostra terra. Certo, anche, no? assolutamente. Quindi voi avete appreso anche grandi conoscenze dal punto di vista delle preparazioni, delle cotture, della sapienza gastronomica che molte volte si unisce all'arte da grandi personaggi, Certo. però qua avete anche voluto recuperare un po' il gusto e il cibo di questa terra del Veneto, vero? Certo, l'idea era quella di tornare indietro per andare avanti, quindi è una cucina che si basa sul nostro territorio, semplice, senza troppi giri di contorni che non hanno poi nessun senso, concentrarsi unicamente sul gusto e focalizzandoci solo sulla Valpolicella. Ragazzi, cosa ci preparate oggi? Ma quest'oggi andiamo a fare un risotto all'amarone, che è il piatto principe, diciamo, della Valpolicella. Viene mantecato alla fine con burro al tartufo della Lessinia, che è sempre un prodotto che si trova qua nel nostro territorio, e condito con una salsa di Monte Veronese. Altro formaggio straordinario. Altro formaggio straordinario, sì, assolutamente, secondo me non può mancare all'interno del risotto all'amarone. È una polvere di vino appeso, che è una polvere di culatello che viene stagionato, reidratato all'interno di un vino dolce, carrecciotto, e poi viene messo sopra il riso, dà questa spinta finale al riso. Adesso passeranno un paio di minuti giusto da chiudere la tostatura, andremo a sfumare con l'amarone e poi partiamo col brodo, andiamo a finire la cottura mantecando, che è la parte poi più importante del risotto assolutamente. La fase finale, vero Giacomo? Fase più importante, a mio avviso. Allora, noi abbiamo portato il risotto a fine cottura, quindi andiamo a mantecarlo. Partiamo con un po' di burro, un po' tanto, ma Marchesi diceva il burro non basta mai, quindi noi l'abbiamo ascoltato. L'unione di due burri, quindi un burro classico più un burro al tartufo, è un burro che prepariamo noi assolutamente, con un po' di tartufo dalla Lessinia, lo andiamo a frullare. Un filo di parmigiano. Quello non deve mai mancare, no? Assolutamente. Dell'olio alle erbe, un olio verde. Ma quindi è olio d'oliva o è... È un olio d'oliva che viene frullato a 70 gradi con delle erbe segreto, non possiamo dirvelo. Certo. E poi un po' di condimento bianco che è un pickles, è una soluzione di acqua, aceto e zucchero in proporzione, che dà un po' di acidità in più al risotto. Un sacco di cose. Non è solo meni praticamente, no? Assolutamente. Eccoci qua. Il profumo è intenso, quindi... Finalmente è pronto il risotto all'amarone, però alla vostra maniera, Andrea. Certo. Allora, noi lo arricchiamo con del tartufo nero della Lessinia,
una crema di Monteveronese, polvere di vino appeso e qualche altro ingrediente segreto che ovviamente ci terremo per noi. Certo, allora io con Giacomo, tieni qua Giacomo, che ci dice anche Grazie mille. dove siamo e quando vi troviamo. Sì, siamo a Valgatara, 20 minuti dalla città, e offriamo ovviamente il risotto all'amarone, che secondo me è il piatto principe del nostro territorio. Abbiamo una griglia ampissima di tutti i tipi di carne, dalla fiorentina, costolette di agnello, tagliate e tanto altro, dai primi, ravioli al peromiso, che è sempre anche questo un prodotto tipico del territorio. Ogni tanto ci scappa anche una pea, vero? Ogni tanto, Ogni tanto. ma ogni tanto, perché tanto. ogni tanto. E dalle lumache fritte, l'insalata di lumache fritte con radicchio variegato e carciofi, che anche quella molto interessante, un po' di ricotta all'anice, ai dolci e a tutto quello. Tutto fatto da dietro. voi. Assolutamente sì, ci mancherebbe, certo. Qua dentro si sta molto bene, loro sono molto simpatici, allora io vorrei fare un brindisi con Giacomo e Andrea dell'antica Osteria Paverno, in questo luogo in cui si sta pacificati. Lo facciamo con un bel brindisi insieme? A noi, grazie. Evviva ragazzi, grazie tanto. Evviva, evviva. Grazie. Pescantina, l'ultimo lembo della Valpolicella, in un luogo che è stato sacro, vicino al Duomo, eretto nel 1774, prospicente all'Adige, c'è un museo etnografico. Gianantonio, questo museo, in questo luogo particolare, cosa ci racconta? Il museo è intitolato Lavoro e tradizioni lungo il fiume Adige e si propone di documentare tutte quelle attività che un tempo venivano svolte lungo questo fiume e sull'acqua. È un museo che praticamente ricostruisce un po' la vita che si svolgeva fino a 150 anni fa lungo le rive. Noi abbiamo cercato di recuperare tutti quegli oggetti o quelle memorie che insieme rappresentavano un po' la vita delle popolazioni che vivevano lungo l'Adige, un fiume particolarmente ricco di storia, oltre che di ambienti naturali. Infatti troviamo proprio la testimonianza delle attività umane, ad esempio il sellaio, che faceva le selle e voi avete ricostruito proprio una zona per far capire come funzionavano i mestieri di una volta. Sì, certamente. Allora, quella del lavoro del sellaio era una delle attività artigianali che avevano uno stretto legame con la vita sul fiume. Bisogna pensare che oltre alle zattere e le barche che discendevano il fiume portando merci, ce n'erano anche altre che dovevano ritornare indietro, anch'esse cariche di merce. E mentre la discesa sul fiume portati dalla corrente risultava abbastanza facile, la risalita era invece lunga e complessa e esisteva una strada, detta strada alzaia, che costeggiava il fiume, lunga decine, centinaia di chilometri, che permetteva a delle coppie di cavalli o di buoi di trainare le barche in risalita. Era tutto un sistema completamente organizzato, ricco di elementi anche istituzionali, che permetteva appunto uno stretto contatto tra le popolazioni di ambito basso veronese, lagunare, con le popolazioni trentine. Caro Gianantonio, ti trovo molto preparato e per questo ti chiedo, ma l'origine, l'etimo di Valpolicella, qual è? Ecco sì, allora questa l'indagine ha dato adito a varie interpretazioni. Ultimamente gli studiosi si sono orientati su una specifica derivazione, e cioè l'Adige, un tempo, ma anche tuttora, portava materiali e li depositava lungo il Greto e lungo il suo corso. Questi materiali talvolta assumevano la forma di un fuso, delle isolette a forma di fuso, che venivano dette poli. Secondo le recenti interpretazioni, questi poli sono all'origine del toponimo Valpolicella, per cui il termine Valpolicella andrebbe proprio indicato come la valle dei poli,
è ovviamente un toponimo che si è spostato dal fiume, dall'Adige, verso l'entroterra e che ha definito un'area particolarmente interessante e ricca di sfaccettature, qual è quella di questo settore del Veronese. Ringraziamo Gian Antonio e da questo luogo particolare e da questo museo ancora più particolare mi sposto, recupero l'Ele e andiamo a concludere, a fluitare verso la fine di questo viaggio. Grazie Gian Antonio. Insomma, dopo 21 giorni di sole intenso è arrivata la pioggia. La pioggia, voi non la vedete, ma sta piovendo. Sbrigati. Allora, si chiude questo nostro viaggio bellissimo. Infatti, alle nostre spalle vedete Negrar. Il capoluogo della Val Policella. Se sei d'accordo, io chiuderei con alcune parole di Salgari. Sì, prima mi metto il cappuccio, certo. scusa. Ok. Salgari, attraverso questi scritti, ci dimostra la sua visione, la sua modernità di uomo che conosceva il mondo pur non spostandosi. E scrive: non irritatevi se vi confesso il mio amore, quantunque figlio di una razza di colore. Vi adoro come un dio. Non so, dal primo momento in cui mi appariste, io non ebbi più bene su questa terra. La mia testa si è smarrita. Vi ho sempre qui, fissa nel mio pensiero, giorno e notte. Da Ivo Gallo, ma soprattutto da Lele Marcassa, si chiude questa nostra avventura. Se vorrete, ci vediamo ancora nella prossima puntata. Ciao a tutti e grazie. Val Policella, a batterci le mani, a mettere le bandiere sui balconi. Sono arrivati i re dei ciarlatani, i veri guitti sopra il carrozzone. Venite tutti in piazza fra 2 ore, vi riempirete gli occhi di parole, la gola di sospiri per amore e il cuor farà 3000 capriole.